cosa si riesce a fare con la fiaboterapia? Allora, noi abbiamo fatto i corsi per la creazione delle fiabe. Sapete che le fiabe sono create dagli umani, no? Per cui è molto importante la fiaba. Noi abbiamo nella comicoterapia chi fa la fiaboterapia. È Anna Calemme, che è una cantante di Napoli che è anche narratrice. Di conseguenza incanta i bambini, incanta gli adulti, cioè loro incantano. Ciao, ciao Daniela, grazie per aver... Questo è un Aspetta un dono attimo. però che ti devo subito consegnare. Subito? Subito, poi spieghiamo anche il Perché perché. mancano un pezzo della mia realtà, del mio gruppo e quindi questo allora lo è il metto suo pure. simbolo. Come e si fa? Si Così? mette così. Wow, un bel applauso, non pensate? La nostra Anna è un nostro supporter, grazie Anna. È con piacere Bene, veramente. parliamo guarda. allora di questa bella esperienza che Vogliamo abbiamo parlarne, fatto sì insieme. Daniela, sì. Di questa bella esperienza che abbiamo fatto in Abruzzo. Quindi perché- si può fare molto. Non dico che ipnotizzino, ma comunque riescono a catturare l'attenzione e a distogliere, togliere dal pensiero sulla propria malattia. È molto importante. Si crea un po' la stessa atmosfera del teatro, cioè mentre il clown dottore è one to one come rapporto, colui che opera in ambito teatrale lavora con gruppi, quindi anche chi fa narrazione può stabilire di fare narrazione a più persone contemporaneamente o da sole. Comunque aiuta, è di conforto, si può fare parecchio. Non è